a tutti quanti, benvenuti a questo incontro che il Movimento 5 Stelle ha dedicato a un tema cruciale per il futuro del nostro Paese come l'autonomia differenziata. Io sono Marco Piemonte, ex rappresentante del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle e candidato in questo momento alla lista civica Monfalcone Civica e Solidale. Ringrazio tutti quanti voi per la partecipazione, in particolare ai nostri ospiti che con le loro competenze e la loro esperienza ci aiuteranno a comprendere meglio le implicazioni di questa riforma come l'autonomia differenziata. Un ringraziamento speciale va a Rosaria Capozzi, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, impegnata da tempo nella difesa dei diritti dei cittadini e della battaglia dell'autonomia differenziata. All'avvocato Pietro Guerrieri, autore del libro Autonomia differenziata, come quella destra ha spaccato l'Italia, un testo che analizza in modo approfondito il percorso legislativo che ha portato all'approvazione della legge 26 giugno 2024 numero 86, nota come DDL Meloni-Calderoli. Un caro benvenuto anche a Alessandro Saulio, consigliere uscente del comune di Monfalcone e peraltro dell'opposizione, tra i fondatori della lista civica Monfalcone Civica e Solidale, e che appunto voglio passare subito la parola per presentare il nostro candidato sindaco. Sì, grazie Marco, ma solo due brevi parole introduttive per ricordare che noi qua a Monfalcone siamo in tempo elettorale, che Monfalcone Civica e Solidale è lo strumento civico e progressista che ci siamo dati per mettere insieme forze politiche, cittadini e persone che vogliono provare a cambiare la città, che da molti anni ormai è governata, a nostro giudizio, molto male dalla destra e in particolare dalla Lega. Tutti insieme al Partito Democratico, insieme ad altre liste civiche, abbiamo costruito lo schieramento del centro-sinistra e abbiamo scelto Diego Moretti come nostro candidato a sfidare il candidato di Cisint, e quindi chiedo a Diego di fare un saluto e di raccontarci delle cose su questa sfida difficile. Grazie. Diego Moretti è consigliere regionale, capogruppo del Partito Democratico in Regione Friuli Venezia Giulia e anche lì all'opposizione della Lega. Diego. Siamo sempre all'opposizione, cosa vuoi? In questa regione è così. Ma insomma, intanto grazie al Movimento 5 Stelle che ha voluto organizzare questa iniziativa, un benvenuto all'avvocato Guerrieri, perché tratta un tema importante, e un benvenuto anche a Rosaria, con cui da 1 anno e mezzo, da quasi 2 anni ormai, si lavora assieme, insomma, con molti più alti piuttosto che bassi, ad un lavoro di opposizione difficile a questa regione. Saluto anche Ilaria D'Alzovo, con cui in 10 anni, insomma, per 10 anni abbiamo lavorato assieme, anche qua magari in ruoli diversi, ma sempre nell'interesse del territorio. Io mi permetto di dire alcune cose sul tema e poi parlare in maniera molto veloce dell'impegno che ci siamo dati per queste elezioni, che sono elezioni difficili. Si viene da un risultato di 2 anni fa che è stato molto pesante per il centro-sinistra, anche allora eravamo assieme e ahimè le cose non sono andate benissimo al di là della sconfitta, però questo deve darci lo stimolo a impegnarci ancora di più e soprattutto a non rassegnarci e soprattutto a il fatto che non si parte in alcun modo sconfitti. Questo perché in città io credo il clima stia cambiando, in città si è stanchi di conflitti continui, di un'esasperazione, di una polarizzazione dei rapporti anche sociali e della coesione sociale
in città, e quindi io credo che ci sono spazi per giocarsela fino in fondo. Abbiamo a che fare con un candidato sindaco, purtroppo, lo dico purtroppo perché il confronto democratico dovrebbe essere aperto e libero, un confronto che fatica ad esserci, perché il candidato sindaco, ahimè, sfugge ai confronti con chi in qualche maniera lo vede contrapposto, e in più abbiamo una ex sindaca che è molto presente, no? Evidentemente fa pensare anche il fatto che abbia evidentemente paura che il candidato che è stato indicato dal centrodestra sia debole e abbia qualche difficoltà. Però io credo che noi dobbiamo pensare a quello che noi vogliamo dare a questa città. E a questa città vogliamo dare coesione, vogliamo dare un ruolo che non sia solo quello legato all'essere città complessa, all'essere città difficile, ma che ha bisogno di relazioni che vanno oltre il proprio comune. E Monfalcone, da città cosiddetta capomandamento, è sempre stato un riferimento per i comuni vicini. Ahimè, da 9 anni non lo è più, e quello che è peggio, questa amministrazione, quella uscente, non ha fatto in questi anni che esasperare anche qua il conflitto con gli altri comuni. Credo che questo, al di là di come la si pensi, per il territorio diventa un aspetto insostenibile. In questo si inserisce il tema che voi oggi tratterete. Assieme a Rosaria, assieme agli altri colleghi dell'opposizione in Consiglio regionale, qualche mese fa abbiamo voluto presentare in Consiglio regionale la legge voto sul referendum abrogativo. Ovviamente non è passata, però in una regione come la nostra, che è una regione a statuto speciale, non solo la Corte Costituzionale ha riconosciuto il valore e il senso delle nostre argomentazioni, nella quale dicevamo in maniera molto semplice: in Friuli Venezia Giulia, con l'applicazione dell'autonomia differenziata, la regione speciale e la specialità verrebbe meno, e la Corte Costituzionale non ha fatto che ribadire questo concetto, questo principio, in quello che è stato il pronunciamento che c'è stato sui referendum, sulle abrogazioni parziali, prima sulla legge e poi sulle abrogazioni parziali. Per cui la preoccupazione che abbiamo in una regione a statuto speciale non è quella tanto del futuro della regione e della specialità della nostra regione, la regione Friuli Venezia Giulia. Il problema è cosa succederà al Paese. E oggi il Paese, ben rappresentato dal titolo, no, dal sottotitolo, come la destra ha spaccato l'Italia, è che questo Paese rischia di essere, con l'applicazione di una legge scritta malissimo, realmente spaccata. E già se già oggi ci sono più velocità nel Paese, con la riforma le velocità rischiano di essere ancora di più. E quindi io credo che l'impegno politico che dobbiamo darci, al di là delle elezioni, che quelle si terranno il 13-14 aprile, ma a giugno nel referendum, quello di lavorare perché, soprattutto al nord, dove la sensibilità è diversa su questi temi, perché dobbiamo anche essere coscienti di questo, il risultato sia quanto più possibile a favore della modifica della legge Calderoli, che, e chiudo lasciando a chi verrà dopo di me approfondimento sui temi, rischia di essere veramente una difficoltà per il Paese. Credo che non lo possiamo permettere, perché in questa fase è fondamentale che si lavori perché questa legge venga modificata. Questa legge ha fatto parte di uno scambio politico, di un baratto politico, che ha visto la Lega avere l'autonomia differenziata con una legge scritta malissimo e Fratelli d'Italia avere il premio in certi aspetti, perché lo vediamo quello che sta succedendo in una repubblica parlamentare, poteri forti ancora di più al Presidente del Consiglio, senza che questo abbia di fatto un'investitura popolare, ma solo un'indicazione. Per cui buon lavoro, grazie del sostegno. Monfalcone Civica e Solidale
che vede anche la partecipazione del Movimento 5 Stelle, è una delle liste civiche sulle quali ovviamente la coalizione di centro-sinistra è una parte importante di questa coalizione di centro-sinistra, per cui insomma, buon lavoro. Spero di vederti, Rosaria, nei prossimi mesi ancora qua a Monfalcone, perché c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Insomma, buon lavoro al vostro convegno e grazie al professor Gurieri e all'avvocato Gurieri della sua presenza, perché anche questa ci dà un arricchimento ulteriore su un tema che magari al nord viene visto un po' diversamente che in altre parti d'Italia, anche però per le sue conseguenze rischia di avere conseguenze pesanti per il Paese. Per cui veramente grazie ancora. Io mi scuso se un po' prima delle 16 dovevo lasciarvi. Siamo in periodo di presentazione delle liste, per cui ecco, siamo un po' impegnati. Ecco. Grazie ancora. Bene, prendo io allora di nuovo la parola e intanto volevo anche ringraziare chi ci segue online, quindi attraverso la nostra pagina. E cominciare con questa domanda, perché è importante parlare oggi anche a Monfalcone dell'autonomia differenziata, che è una riforma che ridefinisce il rapporto dello Stato e Regioni e che potrebbe incidere profondamente sull'unità del Paese, ma anche dei piccoli comuni. Monfalcone ha già vissuto in un certo senso le dinamiche di un'autonomia gestionale nel passato, se vogliamo. L'arrivo di lavoratori trasfertisti che cercavano una vita migliore per le loro famiglie ha portato vantaggi economici, ma anche iniziali resistenze sociali, se vogliamo. Questo scenario ci aiuta a comprendere le sfide di una maggiore autonomia regionale, a mio avviso, e le sue possibili ripercussioni sulla coesione territoriale e sociale. Secondo me il libro dell'avvocato Pietro Gurieri ricostruisce il dibattito intorno a questa riforma, analizzando il suo iter legislativo e nella parte conclusiva, peraltro, approfondisce le iniziative referendarie avviate per contrastare questa legge e i ricorsi presentati nella Corte Costituzionale. Io partirei con fare delle domande, partirei con Rosaria. Quindi a te, Rosaria, questa domanda: come consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, hai seguito da vicino le criticità legate all'autonomia differenziata. Quali sono, secondo te, i principali pericoli che questa riforma comporta per i cittadini e per i servizi pubblici? Allora, buongiorno a tutte e a tutti. Siamo all'epilogo di un viaggio che abbiamo fatto in questa regione rispetto a questo tema che è importantissimo e investe branchie difficili, perché parliamo di politica, di diritto e quindi non è un tema semplice. Quando noi diciamo che la legge 86, la famosa legge Calderoli, è una legge pericolosa, non lo diciamo perché vogliamo contrastare quella che è una legge fatta dalla maggioranza, perché questa è una legge che oggettivamente spaccherà il nostro Paese. È una legge che tradisce dei principi fondamentali della nostra Costituzione, primo fra tutti l'articolo 5, ovvero dove è sancito che la Repubblica è una e indivisibile, o ancora l'articolo 3, dove troviamo espresso invece il principio dell'eguaglianza. È una legge che è nefasta sotto ogni punto di vista, una legge che non tiene conto della perequazione e della differenza della differente capacità fiscale per abitanti dei vari territori, questo su temi importantissimi quali ad esempio quelli civili oppure quelli sociali. È una legge che non tiene conto delle differenze, che crea una territorializzazione dei diritti, creando cittadini di serie A, cittadini di serie B,
ma voglio giusto toccare alcuni degli aspetti, come ad esempio quello dell'istruzione. Che cosa si andrebbe a creare? Si andrebbero a creare vari ordinamenti scolastici differenti da regione a regione, e questo porterebbe anche ad una migrazione tra docenti e alunni in cerca di situazioni più favorevoli. Ma anche dal punto di vista amministrativo la situazione ne risulterebbe notevolmente compromessa, perché avremmo una situazione sicuramente più complicata. Basti pensare al nostro tessuto economico fatto di imprese, e quindi ci ritroveremo non soltanto cittadini ma anche imprese nel momento in cui operano a livello sovraregionale a doversi confrontare con 21 legislazioni differenti. In periodo pandemico invece abbiamo visto che cosa significa avere una sanità differente, dove la risposta anche da questo punto di vista è stata differente da regione a regione, e dove le vittime sono state differenti a seconda appunto della risposta che questa o quell'altra regione è riuscita a dare. Quindi da qualunque lato veramente la si tocchi è una legge nefasta, perché va a dividere il nostro paese, un paese che deve essere unito, che è basato su dei principi fondamentali qual quello della sussidiarietà, dell'aiuto reciproco anche rispetto alle altre regioni, e noi troviamo inaccettabile l'idea che qualcuno riesca ad andare avanti a fare il tiro lungo rispetto a chi invece rimane indietro. Grazie. Nel dibattito politico, Rosaria, e parlamentare, quali sono state le posizioni delle diverse forze politiche su questo tema? Ma rispetto a questo tema abbiamo delle posizioni oggettivamente opposte, e questo diciamo è abbastanza ovvio, perché dalla nostra non ci troviamo d'accordo rispetto a questo disegno di legge per le considerazioni che ho rappresentato, però dall'altra abbiamo una classe politica, io l'ho anche detto in maniera abbastanza ironica, e visto che è presente Diego, anche nella nostra regione assistiamo al dire tutto e a fare il contrario di tutto. C'è stato un momento in cui ad esempio si parlava ci trovavamo a votare una legge sul fine vita, e io mi sono ritrovata in una trasmissione televisiva dove una candidata della Lega mi ha detto che non potevano votare la legge sul fine vita perché avrebbe creato delle legislazioni differenti rispetto alle altre regioni. O ancora ci siamo trovati in qualche consiglio fa ad un collega della Lega che ha presentato una mozione la quale era tesa a rafforzare lo statuto della nostra regione, il che potrebbe essere anche accettabile, però con la spiegazione che l'autonomia differenziata indebolisce appunto la nostra specialità, la nostra autonomia. E quindi quando noi diciamo che questo processo indebolisce la nostra specialità per tutte le considerazioni che posso rappresentarvi, perché la nostra specialità si fonda su ragioni linguistiche, di tutela delle minoranze linguistiche, perché nella nostra regione sono riconosciute 4 lingue: il tedesco, lo sloveno, il friulano e l'italiano, ma anche per ragioni geografiche, per la vicinanza, per le contese che si sono avute nel tempo con la Jugoslavia, ma anche per la posizione appunto geografica di confine che ci poneva in una situazione sicuramente di svantaggio economico. E diciamo da sempre che tutto questo processo, che andrà a riconoscere ulteriori competenze anche alle regioni a statuto ordinario, finirà per farle diventare di fatto speciali, e quindi vediamo un indebolimento appunto della nostra specialità, un indebolimento della nostra autonomia, e quindi restiamo appunto su posizioni differenti, ma date proprio da punti di vista differenti che difficilmente potranno incontrarsi. In Regione Friuli Venezia Giulia, quali potrebbero essere, secondo te, Rosaria, gli effetti immediati dell'applicazione di questa legge? Li ho appena rappresentati, perché
indebolisce la nostra autonomia e la nostra specialità. Ma giusto per fare un esempio, un po' quello che vi dicevo prima, pensiamo alle imprese della nostra regione, in una regione a forte trazione industriale, che si troverebbero a confrontarsi con 21 legislazioni differenti, con una difficoltà amministrativa inaccettabile. Siamo in un periodo storico in cui si vuole tendere alla semplificazione amministrativa, burocratica, e invece qui si va a complicare appunto una situazione che dovrebbe essere semplice, e questo dettato dal furore ideologico. Purtroppo siamo vittima di quello che è un accordo politico tra le forze della nostra maggioranza. Come diceva Diego, abbiamo da una parte il premierato per Fratelli d'Italia, dall'altra Forza Italia con la riforma della giustizia e la Lega con l'autonomia differenziata. Paghiamo lo scotto appunto di questo equilibrio che evidentemente non c'è, e quindi è frutto di compromessi. Riteniamo che ci siano esempi anche in Europa di autonomia differenziata. Basti pensare ai Land in Germania o ancora l'autonomia differenziata che vige in Spagna. Però io in questo voglio riprendere un'affermazione che mi è particolarmente piaciuta del nostro Presidente Conte, perché quella che ci hanno proposto è un'autonomia differenziata scriteriata, perché non tradisce valori importanti della nostra Costituzione, sulla base delle quali è stata creata la nostra Costituzione, e quindi inaccettabile sotto ogni punto di vista. Ultima domanda prima di passare la parola al nostro gradito ospite. Secondo te, Rosaria, ci sono strumenti politici e istituzionali, a disposizione per fermare o modificare questa riforma? Questa riforma ha subito una battuta d'arresto proprio dalla sentenza della Corte Costituzionale, la quale ha costituito una pietra miliare in questo percorso, perché di fatto ha svuotato, ha smantellato quello che è il contenuto di questa legge, che è nefasta sotto ogni punto di vista, perché in sostanza questa sentenza, pur non dichiarando incostituzionale l'intera legge, però l'ha dichiarata incostituzionale sotto 7 profili, che di fatto comunque la vanno a svuotare del tutto, al punto da far venir meno quello che era l'intento leghista originario. Ma io voglio darvi anche un ulteriore dettaglio, perché questa sentenza è stata significativa anche per la nostra stessa regione, perché in questa sentenza vi è un passaggio in cui viene detto che i principi contenuti nella legge 86 non si applicano alle regioni ad autonomia speciale, quindi dicendo in sostanza che tutto quello che prevede la legge 86 non può essere applicato alle regioni ad autonomia speciale. Quindi io mi auguro che questo primo paletto messo dalla Corte Costituzionale sia il primo passo per mettere fine a questo percorso che è irrazionale sotto ogni punto di vista. Il secondo passaggio sarà fatto in Parlamento, dove viene continuata questa battaglia contro questo disegno di legge, che comunque ha subito questa battuta d'arresto e che ne ha svilito anche il senso. E quindi ci auguriamo, ecco, che con gli emendamenti anche che noi contribuiremo come forza politica a portare se ne modifichi il tenore, ecco. A posto. Grazie Rosaria. Però questo punto lo devi mettere. Sì, lo metto qui. No, te lo devi mettere seduto, sì. Allora, avvocato, ancora grazie per essere qui, benvenuto. Grazie. È un piacere, anzitutto anche per me, averla qui con noi, soprattutto per una persona come me che in qualche maniera cerca di combattere quella che è la povertà intellettuale, no? Diciamo anche oggi in Italia. Lei per noi è diciamo così, un attrezzo oggi, diciamolo così, nella nostra cassetta degli attrezzi, proprio per aggiustare un po' quello che è il clima oggi che si respira soprattutto all'interno della società. Parto con la mia prima domanda, avvocato.
Nel suo libro ricostruisce in modo dettagliato il percorso che ha portato all'approvazione della legge. Secondo lei, quali sono stati i passaggi più critici di questo iter legislativo? Sì, io vorrei solo alzarvi perché sono sedie bassine. Allora, grazie a te Marco, Alessandro, ovviamente Rosaria, con la quale abbiamo condiviso questo viaggio in Venezia Giulia e in Friuli, e al nostro candidato sindaco, Diego. Questa è una giornata diversa dalle altre, perché sia a Trieste che a Udine abbiamo sviluppato un dibattito più, diciamo, teorico, accademico, se vogliamo. Qui invece è un luogo in cui si vota ed è anche una città importante per il suo tessuto imprenditoriale. E allora, prima ancora di rispondere a questa domanda, volevo sottolineare che forse anche per chi ci ascolta è importante capire quanto negativamente una riforma azzoppata come la riforma Calderoli può incidere in luoghi con una forte vocazione imprenditoriale, ma anche un presente e un futuro dal punto di vista del lavoro. E vorrei segnalare, e non sto parlando di forze dell'estrema sinistra o di comitati o di associazioni, parlo di Confindustria, quindi diciamo di una entità che credo sia sopra le parti perché rappresenta un mondo. Confindustria, nel corso delle audizioni, prima al Senato e poi alla Camera, ha ribadito, addirittura decidendo di trasmettere una memoria scritta, ha ribadito tutta una serie di ragioni che non sono ragioni politiche né di parte, ma sono ragioni legate a una dinamica imprenditoriale per cui l'approvazione della legge Calderoli, non al sud, non in un particolare territorio, ma in tutto il Paese e soprattutto dei territori a più forte vocazione imprenditoriale, sarebbe stata un disastro. Sarebbe stata un disastro per le ragioni che ha detto adesso Rosaria, perché le imprese hanno bisogno di confrontarsi con realtà normative e sistemiche che parlino lo stesso linguaggio, quindi dove hanno bisogno di confrontarsi con sistemi territoriali, perché le imprese non lavorano solo in un territorio, nascono o hanno la sede, ma poi devono approcciarsi a tanti altri territori. E qui la legge Calderoli prefigurava un sistema per cui in settori cardine, come quello per esempio delle grandi reti autostradali, aeroportuali, di collegamento, marittime, ma ancora delle infrastrutture strategiche, dei porti e degli aeroporti, vi potevano essere legislazioni diverse, e Confindustria fa in quella sua analisi, dice: non approvate questa legge perché questa legge porta alla distruzione del sistema imprenditoriale e industriale del Paese. Quali sono state, e quindi questo volevo dirlo come premessa perché credo che nei territori soprattutto dove sono sviluppate questo genere di attività sia anche una delle logiche, non perché non si debba guardare agli interessi nazionali, alle cose anche importanti dell'articolo 5 e dell'articolo 119 della Costituzione, però ci sono anche delle legittime aspettative, no? Mi chiedevi, Marco, l'iter legislativo. L'iter legislativo è stato un iter che si è condotto sulla base di uno scambio. I tre partner della coalizione hanno deciso, contro ogni principio di carattere, come dire, programmatico generale, hanno detto: cerchiamo di venirci incontro, nel senso che i nostri tre principali obiettivi ce li scambiamo. E allora la Lega aveva questo sogno, che un tempo si chiamava secessione. Io per tanto tempo avevo pensato di intitolare questo libro
autonomia differenziata o secessione mascherata, perché dentro quel sistema c'era il principio di secessione aperta di Umberto Bossi, e rispetto al quale io credo la Lega cambia pelle ma non cambia idea. Ecco, questo lo voglio specificare. E quindi autonomia differenziata alla Lega. A fronte di questo scalpo, Fratelli d'Italia si prendeva il sogno antico della destra più destra del paese, e cioè il premierato, l'uomo forte al comando, la donna forte ma non cambia assolutamente nulla, e Forza Italia aveva il suo sogno, che era poi il sogno di Berlusconi. Io non posso chiamarla la riforma della giustizia. Devo dire che semmai è la subordinazione della giustizia ai politici, al mondo politico, che è resa evidente anche dalle recenti dichiarazioni di Del Mastro, che viene condannato da un tribunale e si comporta in modo addirittura peggiore rispetto a quello che tanti anni fa fece Bettino Craxi. Perché andare da membro del governo, da sottosegretario, andare a dire in pratica i giudici sono sostanzialmente sono delle pedine dell'opposizione, significa fornire all'opinione pubblica e al Paese un messaggio che è un messaggio che secondo me configura un vero e proprio attentato alla Costituzione. No? Queste sono state poi l'itinerario di questa legge, nata da questo scambio, ha attraversato fasi molto particolari. No? Stamattina a Udine ricordavamo, perché vi era presente il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, Alfonso Colucci, io ricordavo, ne approfittavo per ricordare degli episodi di cui ho parlato in questo libro, come quando a una deputata del nostro movimento che aveva avuto la possibilità di approvare presso una commissione un emendamento all'articolo 1,1, sostituendo la parola autonomia, la destra oppose la ripetizione della votazione, una ripetizione che andava contro ogni regolamento della Camera, come quando al deputato Donno, che all'atto, l'avete visto penso tutti ai telegiornali, che stava consegnando al ministro Calderoli una bandiera italiana, vede letteralmente aggredito con un'aggressione di tipo squadristico. E questi sono tanti episodi. La destra doveva portare a casa questa legge che però oggi non esiste più, perché è una legge che ponendosi contro tutte le opinioni di costituzionalisti, dei soggetti che sono stati sentiti nel corso di una quarantina, forse anche più, di audizioni al Senato e alla Camera, presidenti emeriti della Corte Costituzionale, costituzionalisti, economisti, sociologi, giornalisti, avvocati, uomini della cultura. Guardate, tutti andarono al Senato, associazioni, la Chiesa Cattolica, Banca d'Italia, andarono tutti al Senato a rappresentare alla maggioranza che questa legge era una sciagura per il Paese, che c'erano tante ragioni per non approvarla. Eppure la maggioranza tirò dritto, proprio perché c'era uno scambio da consumare. E poi l'esito lo conosciamo bene, una legge che è stata ridotta a un morto che cammina, a uno zombie. Questa è la realtà. Grazie. Io sono abituato a pensare di guardare sempre per un lungo periodo, no? Sì. Quindi diciamo che questa domanda è proprio su questo, diciamo così, questa mia visione. Appunto il suo saggio evidenzia il legame tra autonomia differenziata e la riforma del premierato, no? Se Sì. ci può spiegare in che modo questi
due provvedimenti sono collegati e quali potrebbero essere le conseguenze a lungo termine per il nostro sistema istituzionale? Sì, devo dire questa è stata una delle domande che io mi sono posto subito, perché apparentemente, se ci pensate, autonomia differenziata e premierato avrebbero due logiche ispiratrici molto diverse. Perché l'autonomia differenziata, articolo 116,3 della Costituzione, cosa dice? Dice alle regioni deve essere riconosciuto uno spazio e condizioni particolari di autonomia, quasi a farne, se non questo era il disegno di Calderoli, se non in delle regioni analoghe come ordinamenti alle 5 regioni speciali, ad andarci molto vicini. Quindi trasferire i poteri, e parliamo delle 23 funzioni dell'articolo 117, secondo comma mi pare, su anche nodi strategici, cose estremamente importanti, addirittura l'istruzione, l'ambiente, tutte le cose che abbiamo detto, trasferirle dallo Stato alle regioni. Quindi è un movimento di questo tipo, quasi centrifugo potremmo dire. E invece, se guardiamo al premierato, il premierato evoca il principio opposto. Evoca il principio opposto, no? La concentrazione dei poteri nelle mani del capo del governo. E allora, come si sposano autonomia differenziata e premierato? E soprattutto, chi oggi rappresenta il governo centrale, Presidente del Consiglio, come fa da un lato a sostenere l'uno e dall'altro a sostenere il premierato? Non teme che nel caso di approvazione preventiva dell'autonomia differenziata e delle conseguenti intese con le regioni, alla fine lei, come capo del governo, tenderà a perdere il potere? Io mi sono dato una risposta e la risposta l'ho trovata studiando meglio le norme della legge 86-2024, che vedete, anche se il gioco non è riuscito, perché poi è intervenuta la Corte Costituzionale, perché se voi vedete la legge 86-2024 come era congegnata prima dell'intervento della Corte, vero che consentiva che consentiva il trasferimento, la devoluzione di queste funzioni con intese, peraltro, rispetto alla cui approvazione il Parlamento non aveva altra strada che un secco prendere o lasciare, censurato dalla Corte. Ma il Presidente del Consiglio si riservava notevolissimi poteri in varie fasi procedimentali. Per esempio, il Presidente del Consiglio era il soggetto che con DPCM, decreto Presidente Consiglio dei Ministri, che la Corte ha detto attenzione, non va bene, non siamo in una fase pandemica dove straordinaria, di emergenza, no? Con DPCM il Presidente del Consiglio dei Ministri poteva liberamente, come organo monocratico, andare ad aggiornare i LEP, che sono i livelli essenziali delle prestazioni, quindi quasi un nucleo importante della difesa dei diritti costituzionali. Ancora, il Presidente del Consiglio poteva disattendere le direttive parlamentari, che non erano neanche del Parlamento in seduta plenaria, ma delle commissioni che venivano interpellate su alcuni punti qualificanti della legge. Ancora, in relazione alla revisione decennale, dopo 10 anni, delle intese, il Presidente del Consiglio manteneva, secondo quel sistema, determinate prerogative. Quindi tutto si teneva. L'illusione alle regioni di poter avere trasferiti importanti poteri e la possibilità residuale
per il Presidente del Consiglio, una volta che fosse passato il disegno, è chiaro, contrario a uno Stato di diritto e alla nostra Costituzione, come il premierato italiano, di poter sostanzialmente andarsi a riprendere quel potere che sembrava in un primo momento essere stato consegnato alle regioni. Questo è il punto e questa è la logica che ha ispirato Meloni e Fratelli d'Italia, dare l'illusione alle regioni di potersi prendere il potere per poi andarlo a ridimensionare in un'ottica che è un'ottica di premierato. Grazie. Mettiamo che lei sia un cartomante. Sì. Se lei in questo momento qua dovesse leggere le carte diciamo, agli italiani o in qualche modo ai cittadini, quale scenario si aprirebbe per il nostro Paese nei prossimi anni ed esiste un rischio concreto per una frattura territoriale irreversibile secondo lei? Per una? Frattura territoriale irreversibile. La legge Calderoli avrebbe potuto, come ho scritto, spaccare il Paese. Spaccare il Paese vuol dire, avrebbe potuto significare, in primo luogo, mettere in discussione i cardini su cui si fonda la nostra convivenza civile, che sono stati ricordati. L'articolo 5 della Costituzione, in materia unità e indivisibilità del Paese, l'articolo 119 che ci riporta diciamo insieme all'articolo 3 al fatto che tutti i cittadini sono uguali, che sono uguali a prescindere dal luogo dove nascano o siano residenti e che non solo sono uguali, ma quando ci sono condizioni diverse l'articolo 119 impone in nome dei principi di solidarietà che ai cittadini e ai territori che o per effetto di divari storici risalenti nel tempo, o per effetto di vicissitudini, o per effetto di crisi industriali, o per effetto di nuove povertà, possano soffrire maggiormente degli altri, vanno garantite le condizioni perché si vada avanti insieme, che non ci siano cittadini di serie A e di serie B, e questo avviene anche tramite i LEP, che il legislatore colpevolmente, pur essendo stati istituiti, pensate nel 2001, furono tra le innovazioni più felici di una riforma del titolo V della Costituzione, che non è stata invece complessivamente un'operazione felice, però quell'inserimento nell'articolo 117, secondo comma, lettera M, mi pare, dei livelli essenziali delle prestazioni sicuramente è stato importante, perché la Corte Costituzionale da decenni diceva che il legislatore avrebbe dovuto fare delle norme su questo. Quindi si avrebbe un effetto devastante sulla Costituzione, ma la Costituzione è ciò che ci tiene insieme. Come ha detto la Corte Costituzionale nella sentenza del 3 dicembre 2024, la 192 che è stata ricordata, non esistono popoli regionali. Esiste un popolo, un unico popolo, la nazione, non come diceva, oggi Colucci aveva ragione, non quella nazione a cui fa impropriamente riferimento la Presidente del Consiglio. La nazione è quel popolo che condivide gli stessi valori, che si riconosce in questi valori. E questo popolo ha la Costituzione è la nostra storia e questi principi sono i principi fondativi. Sarebbe mettere in discussione questi principi, ma anche umiliare le regioni a statuto speciale. Io non sono, di questa regione, non sono un cittadino di questa regione, ma sono un cittadino di un'altra regione a statuto speciale che si trova dall'altra parte del paese, cioè la Sicilia.
E quindi anche noi, anche quando vado in giro per la Sicilia, la prima domanda che mi fanno è: ma noi siamo regione a statuto speciale, in definitiva in cosa ci pregiudica una legge che vuole solo dare dei poteri alle altre ordinarie? E ho spiegato che ci pregiudica, intanto per le ragioni che sono state bene dette da Rosaria, ma anche per una ragione molto semplice. Quando la Costituzione nel 1948, cosa che ho cercato di dire perché per scrivere questo libro sono andato indietro fin dagli anni di Cavour, perché bisognava partire da lì. Ho capito che bisognava partire da lì, dal periodo addirittura preunitario. E poi la Costituente. Alla Costituente non è che fu semplice arrivare al fatto che la Sicilia, il Friuli Venezia Giulia, la Val d'Aosta, la Sardegna, il Trentino Alto Adige fossero speciali, perché per gli altri il carattere di specialità, che si traduceva in più autonomia legislativa, più autonomia amministrativa, eccetera, sembrava quasi una deminuzio, ma la Costituente, nei lavori della Costituente si spiegò il perché. E alcune delle ragioni sono state dette proprio da Rosaria. Il fatto, per esempio, di essere in zone come questa, di confine, come questa e non solo questa ovviamente, o in zone dove c'erano delle minoranze, in quel periodo si aveva paura che si potesse tornare agli staterelli, si aveva paura che ci potessero essere spinte secessionistiche o eversive o estroverse rispetto al paese. Si aveva paura di questo e si aveva anche paura del regime che aveva preceduto quella fase. E quindi i costituenti, al di là della loro diversissima provenienza culturale, ideologica, politica, si trovarono tutti d'accordo nel difendere questi principi. Io dico sempre, e dico sempre a tutte le persone che conosco della destra, ad alcuni dei quali ho pure mandato il mio libro, perché sono in Parlamento dicendo attenzione perché errare è umano ma perseverare sarebbe diabolico, ho spiegato loro che perfino Almirante, che certo non era un moderato, non aveva alcun dubbio nel difendere l'articolo 5 della Costituzione, non aveva alcun dubbio nel ritenere che senza il Mezzogiorno, le isole, l'Italia sarebbe stata consegnata a una spinta frantumatrice. E quindi in realtà la destra che sta governando non ha nulla in comune rispetto alla destra storica, su cui tanto si può dire, certamente, ma non che non avesse avuto e non avesse a cuore l'unità del Paese in tutte le sue dimensioni territoriali. E questa è la cosa che sorprende di più e che dà la conferma che la verità è che si sta consumando un grande scambio. Cosa accadrà adesso, mi chiedi? Non ho la sfera di cristallo, non sono in grado di azzardare previsioni, però so che la sentenza che ci consegna la Corte Costituzionale è monumentale. Alcuni costituzionalisti hanno detto, e io me ne occuperò perché spero tra 2 mesi che esca il libro che fa seguito a questo, che sto quasi completando, e che parte dalla sentenza della Corte Costituzionale, attraversa l'ordinanza della Cassazione che vi fu tra le 2 sentenze, poi l'altra sentenza, quella che è nota come la sentenza di inammissibilità del referendum, ma è in realtà, e a parte essere questo, è una sentenza con cui la Corte ribadisce che della legge del progetto Calderoli non è rimasto nulla dopo l'opera, virgolette, demolitoria che la Corte ne ha fatto. Quindi cosa penso? Io penso, non sono ottimista, io penso intanto che la destra proseguirà nella sua azione di demolizione della Costituzione.
e lo farà cercando di andare ad approvare al più presto. Sapete che la riforma della giustizia è stata già approvata da un ramo del Parlamento, chiamiamola riforma della giustizia, e quindi io penso che probabilmente prima, nella tarda primavera, si andrà ad essere approvata dall'altro ramo del Parlamento, quindi in forma definitiva. Però quella è revisione della Costituzione, non è una legge ordinaria come la Calderoli. Revisione della Costituzione, quindi, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, occorre che sia approvata con la maggioranza dei 2/3, con 2 votazioni separate da un intervallo temporale di alcuni mesi. E in ogni caso vi è sempre il referendum confermativo che deve essere svolto. E questo referendum confermativo è chiaro che lo faremo. Lo faremo per mandare a casa il governo Meloni, perché come andò a casa Renzi, bocciato in un referendum confermativo, andranno a casa anche loro. E poi, e neanche Renzi, detto tra virgolette, come hanno annotato alcuni costituzionalisti, in quel suo disegno che faceva pena da ogni punto di vista, ma su questo punto, e cioè delle relazioni Stato o Regione, era perfettamente allineato, era l'unica parte, diciamo, di quel disegno di legge che si poteva in qualche modo condividere. Neanche Renzi è riuscito ad arrivare a quel punto. Ecco, da questo punto di vista, come ha detto un costituzionalista tra i più noti d'Italia, quella era l'unica buona pars di quello sciagurato ipotesi di revisione costituzionale. Poi l'obiettivo sarà il premierato e l'autonomia differenziata invece è una cosa diversa, quindi concludo con questa. L'autonomia differenziata adesso bisogna chiedersi che succede? Non facciamo il referendum. Mi dispiace perché questo libro è nato raccogliendo tantissime firme ai banchetti referendari. Se io non avessi partecipato e fatto i banchetti insieme agli altri amici, compagni e attivisti del Movimento 5 Stelle, questo libro non sarebbe mai stato scritto. Quindi è nato confessando la mia incapacità di capire alcuni punti di un disegno di legge complicatissimo e dunque l'esigenza anche di capire qualcosa di più da parte mia. E poi anche di cercare in un linguaggio più semplice possibile di farlo capire ai miei amici, al paese, a chi volesse leggere questo libro. Però la Corte Costituzionale dice si deve andare in Parlamento. La Corte Costituzionale dice che il regionalismo va bene, che però l'unità del Paese e la solidarietà sono principi cardine della Costituzione. Dice che alcune funzioni che riguardino alcune materie, e non le 23 materie d'Amblè come pensavano loro, possono essere trasferite, devolute, solo a condizione che si dimostri che vi è più efficienza, più efficacia, più economicità, più responsabilità, più equità e quindi, diciamo, nell'ambito del principio della sussidiarietà sia preferibile che vengano svolte in un livello più prossimo a quello delle città, dei cittadini, dei territori. Dice poi che alcune materie non possono essere trasferite perché non si può giocare con i principi generali sull'istruzione, non ci possono essere ordinamenti scolastici o status dei docenti o programmi scolastici diversi tra la Sicilia e il Friuli Venezia Giulia, perché il sistema dell'istruzione è quello che tiene insieme il Paese. Dice che anche sull'ambiente, sulle grandi infrastrutture, sui collegamenti, sui sistemi informatici, anche per effetto delle riforme che vi sono state a livello europeo, sono materie che in effetti non sono trasferibili perché non siamo più nel 2001. Dice che sui LEP non si transige, dice anche una cosa importante sui LEP
che voglio un attimo richiamare, cioè che non basta distinguere tra materie LEP e materie non LEP, questo aveva fatto Calderoli. Materie LEP devi determinare prima i livelli essenziali delle prestazioni, quelle no LEP puoi fare subito le intese. Dice no la Corte Costituzionale, perché se anche le materie no LEP involgono in qualche modo diritti dei cittadini, tu non puoi trasferirle e così via. No, dice tante altre cose, ma lasciamo perdere. E allora si deve tornare in Parlamento, perché di quella legge non è rimasto nulla e dunque ora è il Parlamento che, dovendo comprendere e lavorare sui principi espressi dalla Corte, dovrebbe insieme fare una legge che potrebbe anche essere una buona legge sull'autonomia differenziata nei confini, negli stretti confini fissati dalla Corte. Calderoli però, la Lega, Fratelli d'Italia, anche qui vicino il governatore del Veneto, dicono cose diverse. Dicono: questa legge è una legge autoapplicativa. Non abbiamo bisogno di tornare in Parlamento, noi insieme alle regioni ci facciamo le intese. E sbagliano e andranno di fronte a un'altra sberla, perché la Corte Costituzionale li ha già ammoniti che le intese che non rispettino i principi fissati dalla Corte potranno essere sindacate dalla Corte. E aggiunge: questo sindacato della Corte potrà essere avviato su iniziativa delle regioni che si sentano discriminate. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura dello Stato, durante il processo costituzionale, questo qui, ha provato inutilmente, insieme alla Regione del Veneto, del Piemonte e di altre ancora, la Lombardia, hanno provato a dire che le altre regioni non avevano legittimazione, ma gli è andata male, sono state tutte respinte. Quindi io dico e concludo che la via maestra è che si ritorni in Parlamento e auspico che nonostante, come dicevo questa mattina, nonostante nello schieramento che ha sostenuto l'opposizione alla legge Calderoli esistano sicuramente delle diverse sensibilità. Il Movimento 5 Stelle è stato largamente convergente con il PD, però ha parlato un altro linguaggio. Nessuna nostra regione in passato ha proposto di devolvere ampi spazi di funzioni. Noi, è vero, con il governo giallorosso, Giuseppe Conte, ministro Boccia, abbiamo proposto alcune norme in materia di autonomia, ma erano norme diverse tanto da quelle precedenti del governo Gentiloni quanto soprattutto dal modello Calderoli. Diciamo che la Corte Costituzionale non avrebbe potuto sanzionarle. E allora si deve ritornare in Parlamento, mettere da parte i toni divisivi, ritrovare le ragioni dell'unità. Solo un'ampia unità può consentire di poter proporre un disegno di legge, magari anche una modifica dell'articolo 116,3 della Costituzione, e cercare di battere la destra in questa sfida così importante. E questo è quello che noi dobbiamo fare, sapendo che il valore massimo che è in gioco non è una norma anziché un'altra, è la Costituzione. E a questo Paese, e lo sappiamo, la Costituzione è costata lacrime e sangue e quindi dobbiamo difenderla. E questo è quello che dobbiamo fare. E quindi io devo concludere con un in bocca al lupo, perché qui si vota a tutti voi, ai nostri consiglieri, candidato per la lista civica e solidale, e insomma anche da questi elementi i territori possono dare una risposta a queste sfide, possono dare una risposta che va nello stesso segno, segnali di discontinuità e di presenza forti. Quindi grazie. Grazie.
proseguirei con un'ulteriore domanda rivolta a Alessandro, in particolare. Dopo aver ascoltato questo pozzo di sapere dell'avvocato, e quindi devo dire anche con un linguaggio molto semplice, la ringrazio avvocato, perché abbiamo bisogno anche di rivolgersi anche verso i cittadini dove per loro. Esatto, quindi è molto importante, soprattutto in tema con questa sfida, no, Alessandro, se vogliamo, che stiamo affrontando con Falcone, anche perché in realtà quello di cui discutiamo oggi e in particolare, a mio avviso, aumenta anche la burocrazia, di cui oggi il comune è già sopraffatto, no? Voglio dire, non solo il comune, la regione, se vogliamo, i cittadini, le imprese. Quindi, Alessandro, secondo te, cosa comporterebbe nel lungo periodo l'autonomia differenziata in un comune medio piccolo come Monfalcone? Allora, intanto, ovviamente, grazie agli ospiti di oggi, nel senso che è anche difficile intervenire dopo la disamina dell'avvocato, che è stata molto ricca, e quindi, come dire, è anche necessario andarci con i piedi di piombo. No, io voglio dire però due cose. Una è che quando si pensa all'autonomia differenziata non bisogna pensare che chi è contrario non comprenda le ragioni che ci sono nell'autonomismo, okay? Nell'idea che si possa fare meglio in alcuni spazi locali piuttosto che far risalire tutto sempre a livello centrale. Io per esempio sono uno che crede che esperienze di municipalismo che ci sono, prima è stata citata la Spagna, ma non solo, sono molto interessanti, che degli spazi di autonomismo civico ben realizzato su elementi su specificità del territorio siano cose ricchissime, che le comunità montane sono aspetti eccezionali che vanno coltivati. Il problema è che la declinazione che la Lega ha fatto di questa roba non è questo. La Lega non ha declinato un autonomismo attento alle realtà specifiche, alle specificità dei territori, che di volta in volta si modulava sulle realtà che ci sono. No, ha preso 23 cose e le ha tutte 23 delegate a, 20 staterelli. Ha creato 20 centralismi piccolini, ognuno che aveva delle ipercompetenze, e questa cosa qua non è fare un buon autonomismo. È semplicemente dividere l'Italia in tanti pezzettini governati da dei potentati locali secondo gli schemi che i politici hanno, per cui vuol dire che per i politici della Lega va anche bene rispetto al conteggio elettorale che loro hanno e al beneficio elettorale di questo schema qua. Se non ce lo diciamo, non capiamo il perché si può tranquillamente essere a favore anche di forme di autonomismo, ma completamente contrari all'idea che loro hanno avuto dell'autonomia differenziata, che è evidente per come è scritto nell'articolo 116, che non prevedeva la devoluzione di tutto quello che era previsto dall'articolo 117, ma solo di ulteriori forme. Prevedeva che qualcosa in più potesse essere dato, qualcosa in più, non tutto. Ecco, questo pezzo qua secondo me va detto per capire il perché c'è questa asprezza e anche questo rischio reale di dividere il paese. L'altro aspetto che secondo me è interessante, che c'entra anche con Monfalcone, è che bisogna ricordarsi che poi nelle singole regioni questo regionalismo non vuol per niente dire che le singole regioni stiano poi attente agli spazi locali, a quello che c'è all'interno, perché da nessuna parte in questa riforma ci sono le valorizzazioni dei territori che poi all'interno delle regioni ci sono. Questo dipenderebbe poi dalla bontà del governo regionale. E noi sappiamo, perché viviamo in una realtà che non è per niente detto che un territorio come quello di Monfalcone, che ha delle specificità grosse, che riguardano la composizione sociale, le dinamiche del lavoro, le dinamiche sanitarie e i bisogni di salute, non vuol per niente dire che una regione che vede tutte queste dinamiche abbia saputo in questi anni intervenire in maniera efficace per dare a questo territorio un particolare progetto coerente con i suoi bisogni. Eppure la regione ne avrebbe anche le possibilità. Allora ci dobbiamo dire, non basta quindi far sì che le regioni siano più forti o più potenti, bisogna invece costruire dei meccanismi che valorizzino i territori, soprattutto quelli in maggior crisi, e che creino dei meccanismi veramente virtuosi dal punto di vista delle autonomie dei luoghi piccoli. E da questo punto di vista delle riflessioni più compiute vanno fatte, su questo sono d'accordo con chi mi ha preceduto, bisogna riflettere bene. Questo ovviamente non va fatto a vantaggio dei luoghi più ricchi,
ma va fatto a vantaggio dei luoghi in crisi. Perché il vero focus dell'autonomia è un'autonomia capace di far riprendere coloro che sono rimasti indietro, non di far correre più veloce chi è già andato avanti. E questo vale sia per le differenze che ci sono tra regione e regione che per le differenze, come nel nostro caso, che ci sono all'interno di una stessa regione. Lo dico anche perché altrimenti non si capisce la questione dei LEP e dell'importanza dei LEP. È chiaro che dei LEP declinati in maniera completamente generica sono assolutamente insufficienti ad affrontare il problema. Io faccio il sanitario di lavoro e la sanità è uno degli elementi dove abbiamo visto pregi e difetti del governo regionale della salute. Esistono in questo paese 21 sistemi sanitari, 19 per le regioni e 2 per le province a statuto autonomo, ogni regione si autogoverna il sistema, tutto questo in alcuni momenti certamente può funzionare, in alcune regioni funziona anche meglio, chi vive in Trentino tutto sommato se la cava, ma non vale dappertutto per il resto d'Italia, no? Se no perché ogni anno ci sono le graduatorie che ci dicono quali sono le regioni che vanno meglio, quelle che vanno peggio, quelle che si indebitano, quelle che non si indebitano, e quando io guardo tutte quelle graduatorie mi chiedo, vabbè, però dovremmo avere tutti quanti sulla carta gli stessi diritti all'accesso sanitario negli stessi tempi, negli stessi modi, in maniera coerente. Come mai queste graduatorie sono così differenti? Allora vuol dire che nonostante tutto, evidentemente questa suddivisione regionale del sistema sanitario ha ancora moltissimi buchi e molte pecche, nonostante 20 anni di applicazione. Se ce ne siamo dimenticati, ricordiamoci durante la pandemia, come tutti quanti dicevamo, forse aver fatto 20 sistemi sanitari, però adesso rischia di averli messi un po' in crisi. O come ci siamo accorti come era diverso il sistema sanitario della Lombardia, i suoi ospedali privati, la sua sanità privata, dal sistema sanitario di altre regioni, no? Però forse alcune di quelle cose che abbiamo imparato durante gli anni della pandemia, non vale solo per questa, ce le siamo un po' dimenticate, no? Anche i buoni propositi di tornare indietro rispetto ad alcune cose che evidentemente hanno funzionato poco bene. Per tutte queste ragioni io credo che Monfalcone abbia, come diversi altri territori che sono rimasti un po' indietro rispetto a chi gli sta intorno, un po' da temere da leggi come questa, che non sono state pensate per parificare gli svantaggi che si sono creati in campo economico, sociale, di servizi, ma al contrario sembrano essere state pianificate per accentuarli. E credo che chi come me viene da una tradizione progressista sa bene da che parte bisogna stare. Quindi non dalla parte di chi non vuole l'autonomismo, ma dalla parte di chi vuole che i cittadini abbiano gli stessi diritti, la stessa possibilità di accedere ai servizi, dovunque siano nati in questo Paese, e che se ci sono delle differenze dei divari, prima vadano colmati questi divari e poi vada discusso del resto. Va bene, penso di essere stato breve, ma d'altronde le cose più tecniche le hanno già dette e meglio di quanto avrei saputo fare io. Grazie Alessandro. Ricordo a tutti quelli che ci sono, mi raccomando, alle elezioni del 13 e 14 aprile votate per una Monfalcone civica e solidale. Grazie. Assolutamente sì. Allora io prima di concludere, se qualcuno magari vuole rivolgere qualche domanda, bene. Un attimo solo che ti passano i giocatori. Una semplice domanda, tanto tante domande sembra sempre sostenere un esame, no? Allora, il dottor Guarini. Allora, la recente voto in Germania ci fa capire che in certe situazioni dove l'Europa e i paesi stanno andando verso destra, sintetizzo, loro hanno ancora gli anticorpi, anche se la destra ha avuto il suo 20%, no? Noi in Italia, secondo lei, abbiamo gli anticorpi almeno per capire se dopo, di fronte a questi attacchi di questa destra, che è stata votata legittimamente dal popolo italiano, attacca le parti sociali, attacca la magistratura, il Parlamento sembra che sia lì qualcosa messo sempre soprammobile. Siamo di fronte a un paese che ha ancora gli anticorpi per poter reagire. Sì, io penso che abbiamo gli anticorpi. Gli anticorpi hanno funzionato in questa congiuntura.
l'anticorpo si è chiamato Corte Costituzionale. Se non fosse stato per la Corte Costituzionale, se avessimo avuto una Corte insensibile a queste problematiche, noi probabilmente oggi saremmo stati di fronte non a una legge sola sull'autonomia differenziata, ma all'autonomia differenziata e al premierato. E quindi questo anticorpo ha funzionato. Sul premierato io ritengo che vi sarà, come anche sulla giustizia, sicuramente un referendum, perché in entrambi i casi si tratta di leggi di revisione costituzionale e quindi il referendum non ce lo deve ammettere o non ammettere nessuno. È un diritto dei cittadini iscritto nella Costituzione e io penso che in quel momento l'anticorpo maggiore, e quindi rispondo totalmente, si chiamerà popolo italiano, perché pur diciamo in situazioni diverse non si è sempre riusciti a dare le risposte che andavano date, però nei momenti nevralgici, e poco fa abbiamo richiamato la riforma Renzi, ma potremmo fare un balzo all'indietro e richiamare l'altro grande disegno di revisione costituzionale targato Berlusconi. Per 2 volte il popolo italiano, e nell'ultimo per quello che riguarda quella maturata con il governo Berlusconi, mi pare con il secondo governo Berlusconi, se non ricordo male, vi era una fortissima maggioranza di destra, ma tuttavia il popolo italiano in 2 volte ha dato una risposta diversa, andando a dire no a quei disegni. E però bisogna lavorarci. Quindi assemblee come queste, il fatto anche che una lista civica della vostra città, invece di parlare solo ed esclusivamente di dinamiche locali, vada ad organizzare un dibattito di questo tipo, a porre problemi di questo tipo, significa che sta facendo un lavoro importante, che non è solo finalizzato all'affermazione di un candidato o di una serie di candidati alle elezioni, ma un lavoro molto più importante che è anche quello di formare delle coscienze, di interrogarsi sui problemi del Paese, e questo è il modo migliore per fare in modo che quegli anticorpi esistano e si diffondano. Qualche altra domanda? Bene, allora grazie ai nostri ospiti, grazie a tutti quanti voi e forza Monfalcone Civica e Solidale.